Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi avrei una domanda per le anime belle, per gli aedi del diritto internazionale, sempre e comunque violato dagli sporchi Yankee o con la variante degli sporchi sionisti, no? Questa è un po' la narrazione delle anime belle nostrane, che loro pensano 25 ore al giorno al diritto internazionale, sinceramente. Quindi vorrei sottoporgli un paio di temi che probabilmente gli sono sfuggiti per distrazione, che mette in fila oggi un pezzo sul Tempo, agghiacciante, oggettivamente agghiacciante. Parla del regime iraniano, mi rendo conto che vado a toccare le anime belle, i progressisti, tra mille virgolette, nostrani in uno dei loro mantra, però insomma si parla dell'orrendo regime teocratico e totalitario degli ayatollah. Cosa ci racconta questo pezzo sul Tempo? Che ormai è sistematico l'utilizzo e l'arruolamento di ragazzi, in realtà bambini, visto le età scomodate, come soldati nell'apparato di sicurezza gestito dai Pasdaran. Il regime recluta volontari, anche qui tra mille virgolette, ovviamente, cioè strappa bambini alle famiglie, per parlare col linguaggio della realtà, dai 12 anni in su, da impiegare in pattugliamenti, posti di blocco, compiti di supporto logistico, a supercazzole assortite. Ma hai capito che tu, quando metti un bambino in uno scenario di guerra, cioè adesso sospendiamo i toni ironici, che mi rendo conto sono anche fuori luogo, tu sbatti un bambino in un teatro di guerra quotidiani. Tant'è che c'è stata una vittima accertata, ce ne saranno state di più, ma è emersa in questi giorni anche su i canali di news e sui social la storia di Ali Reza Jafari, 11 anni, morto in un raid a Teheran lo scorso 11 marzo mentre faceva la guardia a un checkpoint. È appunto ormai una realtà sistematica, e sarebbe una lievissima violazione del famoso intangibile diritto internazionale, nonché del protocollo con diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Sapete che l'ONU viene scomodata ogni volta che Netanyahu starnutisce, e in questo caso invece i bambini usati nei conflitti armati non ho sentito scomodare l'ONU. Questa convenzione stabilisce il divieto di coinvolgere nelle ostilità minori di 18 anni. È ormai sistematica il loro utilizzo anche nelle milizie basi, cioè della polizia morale, addetta al controllo e alla repressione interna. Poi c'è la seconda simpatica notizia che riguarda questo straordinario regime. Il Tempo riferisce di una direttiva interna segreta dei guardiani della rivoluzione, che rivela l'esistenza di un piano per integrare le operazioni belliche all'interno di infrastrutture civili, cioè sostanzialmente mischiare il piano militare e il piano civile, piazzando siti militari nei pressi, sotto, nelle vicinanze di ospedali, scuole, obiettivi che non dovrebbero essere tali, ma che lo diventano perché il regime li trasforma militarmente. Il piano prevede l'utilizzo di una vasta rete di siti apparentemente ordinari, come complessi sportivi, centri industriali, capannoni, magazzini, siti dove vengono posizionati missili, sistemi di sorveglianza, luoghi scelti in base alla facilità di occultamento, appunto di mascheramento. Questa sovrapposizione non è anche qui una escamotage casuale, ma è una dottrina sistematica degli ayatollah, che d'altronde è anche la dottrina sistematica dei loro sgherri che hanno incendiato il Medio Oriente, Hamas in primis. È una dottrina che si basa sulla dissimulazione, sulla simmetria anche informativa, anche poi della propaganda, perché ovviamente facendo queste operazioni accade che magari dei siti militari vengano colpiti con degli effetti anche pesanti su infrastrutture civili, magari anche purtroppo su personale civile, e quindi scatta tutta la cagnara, ovviamente in primis delle opinioni pubbliche occidentali, che sono sempre comunque contro l'Occidente, che hanno questo masochismo interno, per cui il solito Trump, il solito Netanyahu, eccetera, bombardano gli ospedali. Non è che
gli ospedali, i guardiani della rivoluzione utilizzano questa strategia teorizzandola nei documenti, cercando anche questi effetti di guerra informativa. Allora, capite, una parolina da voi, una sillaba, un'alzata di sopracciglio la vorremmo sul fatto che la dittatura teocratica iraniana arruola i bambini, li sbatte anche in prima linea, tant'è che purtroppo rimangono uccisi, e sistematicamente mette obiettivi militari nei pressi di strutture civili sensibili. La riusciamo a dire una sillaba sul fatto che in tema di diritto anche dell'infanzia si tratta di un regime orrendo e che forse al netto di tutte le perplessità su Trump e Netanyahu, se questo regime scompare dalla faccia della terra per tutti gli uomini civili, liberi e dotati veramente di umanità? Le diranno queste sillabe, siamo scettici, ma le attendiamo, e invece attendo voi a brevissimo alla nostra intervista settimanale. Vi aspetto